Ci siamo, l'acqua, come si vede bene, ormai non passa più sotto il ponte di Fratta, piena, e sta già straripando qui un po' più avanti verso Mariano, lato Medea. Graziella, ti riprendo? Eccolo qua, è pieno. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Io è la prima volta, 58 anni compiuti, che vedo l'acqua qui sotto, così. Mai visto. E allarme generale. Dimmi Sandro, dimmi altro. Attenzione Roby, saca? Ma la misura giusta, e che ca, Le scialin, eccolo qua. Mai visto lì fino quasi all'ultimo gradino, Questo è indicativo. Ecco là, i signori marini hanno già messo le protezioni perché veramente siamo al filo. Bella ripresa, ma ci mancherebbe altro, guardi, in primo piano lei anche, guardi. Di dov'è lei? Oh, allora è abituato a queste cose, penso. Acqua e neve non ne manca neanche là, intanto qui vediamo il terreno di Merano che sembra un lago, mentre laggiù, quello che dicevo prima, eccola, l'acqua che ormai tracima l'argine e non si può andare vicino a riprendere perché è tutta la vegetazione alta che lo impedisce. Elvio mi ha salutato. Va là Elvio, passa anche se tu, va là. Ecco qua, signor Mario di Medea, è venuto a Fratta e di casa Cavin, sta Cavin, si non si Sant'Aga, Cavino altri. Mamma mia, intanto dal livello cresce ancora, È un mare d'acqua dappertutto, per fortuna che adesso anche non piove. E in arrivo anche il signor sindaco di Medea, E qui, ecco qui, a protezione della discesa Marini, si cominciano a mettere i sacchi perché veramente siamo al limite. Come ho detto già io, mi hanno confermato altre persone, non si ricordano, nessuno si ricorda di aver visto la versa così, di Fratta. Io nei 50 votanti, ma mi dicono che sono più vecchi, non ho mai visto la versa così. Niente, è pieno. E a causa della vegetazione alta non posso avanzare, ma qui è il punto dove estrarre, per cui sono molto vicino, per viene giù anche già abbondante, intanto qui acqua a perdita d'occhio. Là sulla strada. Pensate se esce l'acqua, ecco lì, la casa di Graziano, guardate dove è l'acqua, a filo che roba, il livello dell'acqua, dà un senso di quanto sia alta, proprio a filo, e qui dove sono io, ecco qui, un po' più avanti tracima, ma l'acqua ce l'ho qui nei piedi io, senti? E sono sull'argine, quindi sta iniziando a uscire anche qui. Sì. C'è un particolare, c'è sull'asfalto sopra, non c'è un vaso, che prende.
Che roba, guarda, guarda, riesce quasi a sormontare su, ancora un po' sormonta sul ponte, Al poi fa si diga, no? Bisogna farlo saltare. Fallo saltare. Ah, non tu riodi Gianni, come tu riodi tu? No, mi tocca che sta prima perché la. Ed ecco qui, siamo proprio sul ponte, qui al limite, Crepe di rottura. Crepe di rottura e sotto l'acqua spinge e si vedono bene anche le bollicine che... Di sollecitazione salata. Certo, da sotto. Ecco, guarda, come... Si apre. Guarda, come butta su, andiamo in quel di Frata. No, lì Migea. Chi è di Midea va da Midea, allora lì va di Migea. Io voi di casa. E lì io voi di là che sei di Frata, allora... Sì, figlio Giovannino, figlio Mario. E dove è il signor Bruno? Signor Bruno! Acciampa via, perché signor Bruno? Eccolo, preso, signor Bruno. Cesare, mettimi via un robo. Sì, guai dove si tracimare qui, mamma mia, Marina sarebbe veramente sommerso dall'acqua. Ecco, qui siamo al limite. È stabile, o forse leggermente... Ho leggermente diminuito anche, già. Via l'acqua ancora batte e fa pressione sotto il ponte, Non riescono a passare le bottiglie, Allora qui siamo a livello, Non solo sotto, quasi passa sopra il ponte, degli schizzi ormai arrivano anche sopra. Ci sono una busa là, Toto? Luca, quell'ombrello già mi ha lattato la cosa. Mamma mia, ma brutto segno, quando arriva giù ancora tanta... Guarda qua. E questo qui adesso stroppa tutto qua dal ponte, vieni su. Adesso non so, si dice che è cresciuta, che è diminuita, ma siamo lì, è ancora un gradino e ci siamo. Da monta alle, come lì, ecco, come te le dà così per la pura. Abbracciare tutti i ragazzi. Io poi c'è il sistema lì che piove quando si corre. Per un arbitro. Poi la piazza passa a fare delle murate. E poi c'è una fessura qui, come di là, che tutti guardano. È impressionante, Sembra che ricresca nuovamente, sembrava diminuirsi un pochino, invece adesso è di nuovo aumentata. Qui adesso ancora un po' e ci siamo dunque anche qui, siamo dunque anche qui, manca qualche centimetro e va fuori anche qui, e siamo proprio vicino al ponte, mentre là dal ponte, come già detto prima, già esce. Ai, comincia a piovere, Oh Giannuti, qui siamo al dunque, Il record, anche Cesare non ha detto, mai venuto una roba così. Io non l'ho mai venuto. Ma tu sei giovane, Giannuti, sono che i vecchi non sono mai venuti. Giovanni, va avanti. Va bene, c'è minato adesso piove e sarà meglio che mi ritiro anch'io. Dato che no, cade mi deserta protezione civile, no? Che lo tem? Ma se lo vuoi di Dio?
e madre a metterli sul Monte Calvario, tal patocchi, sax e tignivi. Cano hanno detto, non tegli? Io tengo, sì, amore. Mamma mia. Io, porco Dio, è lui. Quando? No? Che ora fa? Me la concherò, Mi trovo sulla strada verso Medea. Piove purtroppo. Si intravede il bel campanile, c'è il camion dietro che copre un pochino la visuale, non è importante. Ecco, vedo l'acqua che scorre, ma da qui sono venuto perché da qui c'è una veduta bella di quant'acqua sia fuori e dei due punti da dove l'acqua esce. Ecco, verso Mariano, sembrano le cascate laggiù. Esce da sopra Tardine e qui c'è un mare di acqua, inutile girare, faccio il giro nuovamente, passo il ponte, ecco qui, verso Versa e si sente bene il rumore laggiù, che sentire qualche punto, ma laggiù proprio, vediamo se riesco, ecco. Come si vede bene che anche là esce l'acqua, e qui è inevitabile che sia tutto un mare d'acqua. Piove, porca miseria, piove. Acqua a perdita d'occhio fino... Mamma mia. La vigna di Mirano sarà sommersa, non vado fino là, ma è acqua dappertutto. Mamma mia, è impressionante, Siamo al massimo, Eccolo lì. Comincia dall'ultimo gradino, Non abbiamo visto le prime, signor. Torrente Versa, Mamma mia. Sì, ho già fatto una riparazione, sì. Ma qui ci vuole ben di più. Eccolo qui. Acqua tutto in giro perché ormai è travaso dagli argini. E Delvio lui pronto, col suo camion. Sacchi e sabbia. Ecco che cominciano a fare i primi sacchi, cominciano i preparativi, purtroppo ormai l'acqua esce in diversi punti. E qui il lato di Fieri stanno rinforzando perché era un foro, un buco di una talpa e usciva forte l'acqua, adesso lo rinforzano. Non ven, Yolanda! Ava furbando miseria tutto gas. Mamma mia. Fa davvero paura, Pieno. Tutto pieno. Ed ecco qui, qui siamo lato Fratta verso Romance, lato Romance, ecco qui, subito dopo la boschetta di Nos, Travasa, Giannuti! Ning, sì. Mamma mia, spero che non arrivi fin là di me, no, ma qua vai il bretta poi c'è. Buon, ecco qua, trapassa sopra, via. Ecco il Versa. Dalla terrazza di casa della Gabri,
Mamma mia, guarda che per vedere l'acqua lì deve essere proprio fino all'argine, sì, ma in realtà esce proprio, fuoriesce dal lato Medea, proprio si vede anche fuori l'acqua dopo laggiù nella terra, Ormai è arrivato a un livello di traccimazione. Sì, ecco. Tracima purtroppo anche qui più avanti a noi, Mamma mia. Mamma mia. Fa paura, È la piena più grossa che abbia mai visto. Ma dalle persone più anziane di Frate nessuno ha detto che ha visto così, Perché devi considerare che il lavoro di sollevamento degli argini hanno sollevato più di mezzo metro, è pure e non riesce a contenerlo. Niente da fare. Ecco qui la Gabri. Oh, non prendermi. No, non ti prendo, no Gabri, non ti prendo. Sto cercando di... Mamma mia che roba. È come uno specchio, La protezione civile è venuta in mio aiuto, Ma che bravi. Mettono lì di fronte al cancelletto. Pericolo. Sai che non avevo di noi, Ecco qui, dal chas della Yolanda. Mamma mia, guarda, sembra tutto un pianoro, sembra tutta acqua. Guarda qui, ecco la Viarsa che corre, piena proprio. E poi di là all'infinito si può dire, fino a Medea, Tutto un mare d'acqua. Un mare d'acqua. Mamma mia. Là là ragazzi, oh che roba, impressionante da qui proprio. Arrivo Gabri. Lì c'è il posto dove preparano i sacchi. Sulla Rapacis. Ecco qua. Mamma mia. Ininterrottamente continua qui. È acqua, è tutta acqua, È tutto un mare d'acqua. Adesso tiro vicino perché tiro vicino. Mamma mia. No, mi dà il disturbo, Gabri. Dalla strada ormai è sommersa, Niente, c'è una continuità tra i campi a destra e a sinistra della strada, guarda. Infatti noti solo gabbiani. Sì, fa traffico lì la cabina e poi di qua e da là è tutto un mare d'acqua, guarda. Sono i gabbiani davvero che volano. E il coso? Quella del Mario che tapano sui colli, tutto voliva, Guarda, i gabbiani se la godono, E a Medea mi dite che c'è l'acqua? Madonna, è chiarata la strada, solo l'anfibio le potrà. Sì, ma non in Medea pesa, In idea. Porca la miseria, nera, che disgrazia, ragazzi. Guardate di Caramelle da macchine? Sì. Dove metto, San? Cadi? Di Caramelle. Ma la Cormons, là? Sì. Là sì, dove metto, Sandana? Mamma mia. Ma voi ci ho messo mondo issa. Oh, vi ho parlato, Cesare? Un attimo io, Parla. Mamma mia, che roba, ora laggiù. Guarda, che roba. È proprio questa bassa pressione per l'acqua, Mamma mia, che roba, ragazzi. Che roba. C'è solo un volo di gabbiani. C'è solo un volo di gabbiani, davvero. Ma no, mamma, prima pensare di là. Ecco che emerge l'albero. Guarda, che roba, Non lo potrò sotto. Ecco che si alza nuovamente la forza dell'acqua, adesso eccolo che va giù di nuovo. Guarda, oh, torna su. Ding, l'argol. Ma prima era tutto sotto, Vediamo adesso. Eccolo che va giù, eccolo. Eccolo quasi tutto sotto. Guarda che roba, Che forza. tubo di scarico dove scarica le macchine. Arriva la magica e mi porta tutto l'Italia.
Mamma mia. Ah, che bravi questi militari qui che preparano i sacchi. State bravi, state bravi. State bravi. Completimi le facce. Andiamo a vedere sul verso com'è, se batte sempre ancora sopra il ponte. Ma dall'argine proprio. Da sopra. Da solo l'argine. Invece l'altro filmava. Sì, sì, lo vedo, Sì, invece l'altro filmava all'interno. Sì. Però lì non so come sono tutti i sacchi, erano bloccato lì. Ma qui sotto come? No, niente, più avanti l'acqua è sempre fuori. No, mi vedo questa. È aperta, mi vedo che più problemi. Adesso, boh, facciamo il giro per vedere. Qui. Anche in fondo là. Sì, tutti i Vedi sono perfetto. Bella qui, guarda. Una rotta alla di là. Sì, diceva lui che era lì. Guarda lì, il buon Graziano Fedele qui, alla fine del ponte, che c'è è la pressione di sotto, quella lì. Tanto verso il Medea c'è tutto un mare di acqua, un mare di acqua. È un mare d'acqua. Speriamo che non ci arrivino dei Il mezzogiorno è passato, un mezzogiorno d'acqua, non di fuoco oggi, Sono le 13, ma non accenna a diminuire ancora. Verso Medea un mare d'acqua. Un mese va, ma gli altri mi sembra, non so se vanno avanti. Ecco qui, i sacchi di protezione per marini. Mamma mia, quant'acqua! Quant'acqua! Laggiù lontano il campanile di Medea. Acqua dappertutto. E adesso tracima anche, no tracima già adesso, già prima, là, un po' più avanti, a destra e a sinistra. E da prima ho filmato là, il chas della Yolanda. Mamma mia che roba. Mamma mia, mamma mia. Ecco che non si vede più niente del ponte, è sotto. Ed è già 4 ore e 5 questa situazione di piena massima,
quando si fa le pompe, anche la pompa. Torrente versa, Mamma mia, sembra che diminuisca qualcosa, Sono quasi le 14 e sembra che qualcosa diminuisca. Prova a attraversare, prova. Ho fatto questo una cosa, adesso non ho buona. Mamma mia, è impressionante vedere a che velocità arriva, senti che roba. E la tracina, tappa sotto il ponte, che roba. A che velocità arriva, Mamma mia. Soccorsi lungo la strada che l'ha fatta a Porta Medea, Una macchina è rimasta in panne. È un mare d'acqua. È un mare d'acqua. Abbiamo l'esercito in aiuto. Stiamo arrivando a Versa, Siamo sul ponte dell'Udrio. Opla! Mamma mia, è pieno, Elvio Le Pen? Elvio gentilmente col camion mi ha portato. Che roba! Un attimo, Elvio, di qua di là, dopo facciamo di là, dai. Che roba. Dall'altro lato qua pieno, Ma sta poco per uscire lì dall'argine. Sì, ma lo stesso che ha rotta misera, Mamma mia, nonostante quello E là tutto vedo tutto con la confusione, laggiù cos'è acqua? In piazza Versa, stacca il tele di cristallo, Elvio. Mamma mia che roba, l'acqua. Oh, guarda là contro Medea. Oh Dio mio, qui c'è già l'acqua in casa allora? Non ti può dire là, Elvio, non ti lasci? A poi la ma riesce che devi allora. Che roba! Se valore, no? Noi ribaltabili, a noi ribaltabili, ci arriva solo per me conto, che lui. Mamma mia, cosa c'è qua? Ah, ma qui hanno l'acqua in casa ormai, Va. Guardi ora, Va un po' fin lì da Quintra Misea, così. Ecco qui dal camion. Mamma mia, la chiesa, anche la campanile, tutto sott'acqua. Acqua Versa. Mamma mia. A Versa,
sì. Oh, è scappato. Eccolo il lupone curioso, povera bestia. So se che ti sarà? Con l'aga in casa. Dio mio. Lupone! Non sai cos'è il male tu. Che roba, oh. Sembra una nave, è passato un altro mezzo. Venite un po' più avanti. Non so io, l'autista urli, l'Elvio. Ti dici che chiami l'Elvio. Madonnota se robis. Sotto quarta. Ormai c'è l'acqua dappertutto, Mamma mia, che roba. Oh, fai venire, va la palla dopo. Ehi, vuoi avanti, plan. Mamma mia, come corre l'acqua, come corre, oh. Come corre. Arriva da Medea, Eccola, la gente ormai butta fuori dalle finestre l'acqua, avete visto? Si vede appena, solo che c'è il vetro che mi fa riverbero, purtroppo. E dalla finestra non si aprono più le porte, perché altrimenti entra in... Eccola! Che si affaccia qualcuno da una finestra. Poi basta vedere il livello dell'acqua, Mamma mia, eccoli dalla finestra, buttano fuori acqua. Che desolazione in quel diversa. Mamma mia, chiedono aiuto, soccorso laggiù, per aver sacchi probabilmente. La fatica, avanza un trattore là, ma non so quanto arriverà ancora, perché mi sembra che ha l'acqua fino al motore ormai. Guarda che robe, mamma mia, sta crescendo. Ecco, qui è già meno alta adesso. Trasporta di tutta roba per il paese, che disastro. Mamma mia, che disperazione. Eccolo là, un altro signore là. Oh, che roba. E purtroppo l'acqua ancora aumenta, perché prima era una fascia colorata qui che era 10 centimetri all'altezza delle porte, fuori dell'acqua, invece adesso è quasi sommersa, quindi l'acqua purtroppo tende a aumentare. Vite da cani, povera gente, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, tutti chiedono sacchi qui a Elvio, che col camion carico di sabbia e di sacchi, Elvio, è veramente bravo. Mamma mia, tutti chiedono sacchi qua in aiuto, roba, che roba. Qui dove vado a prendere, mamma mia. Arriva qui, ecco da dove arriva l'acqua. Oh, c'ho il breon, a trincol. Chiedono acqua tutti qua, chiedono sacchi, sabbia a Elvio, pensate voi, a Elvio. Cosa c'è qua? No, il breon davanti. Oh, mamma mia. Povera gente. Lascia avviarti un po'. Oddio mio, che roba, guarda qui le finestre dell'acqua. Mamma mia, che disperazione. Che disperazione, povera gente. Mamma mia. Guarda qui.
L'acqua. Tiralo avanti, oggi, ricarica. Oi 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 oi. Dopo non mi stai sui coloni, stai sui Senti coloni. Elio come predispone, è esperto lui. Avanti ancora. Che cagnolino va, guarda come corre lui. Guarda come nuota, è bravo lui dentro, ma trova l'acqua anche dentro. Con la telecamera le là. Cercano di trainare via una macchina, C'era là. il portone un momento, c'era il portone, prova. Mamma mia, ecco lì che si vede bene il cavo. Siamo versa. È un disastro. È da piangere, si dice. È il sacco da tirare via il sacco là. E l'ha svuotato quel povero signore là. Allora il sacco sta davanti. Mamma mia. Sempre per lungo i sacchi, far lungo di stirare, spartiare e sopra. Là. Qualcuno grida contro le autorità anche, No, oggi o il passato, fai andare pian piano. Non se ne furpa il tombino in mezzo a un lago. Oh, sì, ma vedete di lì. Ha già passato alla bisogno di sapere. Non c'entra, là sotto mi sento. Mamma mia. Ecco qua, povera tema. Metti il sacco allora. Metti il coso, qui tirato. Signora, troppa acqua là dentro? 15. Mamma mia, buon signora. Ah, lui è pur cosa che dice che prendi acqua. Ha della bici là dov'è? Mamma mia. Ecco che si entra e si esce dalle finestre, Si esce dalle finestre. Oh, alza il cofano qua, alza il cofano se le varin. Che altre domandano leva per viaggi la porta. Oh, te ga due ganci sotto così. Mamma mia, povera gente. Mamma mia. Guarda la macchina là. Ma sotto a 2 metri sviassa stavolta. No, siamo più via prima allora. Qui dove vado a prendere le bombole, Guarda la bicicletta là. Guarda l'acqua fin dove c'è, povera gente, mamma mia. Acqua che arriva da tutte le parti, tu là in casa c'ho! Mamma mia! Oddio! Al divano culaga! Sai che non le ca! Oh, tenga le varin, dai tu. Oh. È sburtin. No. Mamma mia! Mamma mia! Te apri ancora un poco. Oh la, oh! Dio mio se robis! Oh, violaga dentro in casa! Tante dentro, tante furbe! Mamma mia! Oh, tieni le varin, prima per le liste, metti sotto. Devi inviare di quarto perché va di furlaga, che è più dentro che non fur! Mamma mia, povera macchina! Guarda lì! Dio mio, fammi via, c'ho due Isa! Tante in fur, tante dentro! Ah, pure in! Mamma mia! Sì! Sono immagini terrificanti, Esce dalla casa perché era chiuso prima. Povera gente! Ciao! Mamma mia! Mamma mia! Sono figli dei pompieri, penso, Senza voler, quindi se fosse Quello là, i vigili del fuoco, col mezzo in figlio. Un attimo, Diego! Oh, Elvio, io qua. via se no. Devi dare con della batteria di seriata? Corrente Udrio avversa, Purtroppo abbiamo visto che il paese era invaso dall'acqua. Mamma mia, ma che questo è pieno,
là là. Oh mamma mia, qua buttano fuori acqua dalle finestre, C'è un trattore laggiù. Mamma mia, cos'è qua? Stasera, altri fatti 55. Io che l'aga dentro, troppo gente, come fur. Come furbe. Ah, mamma mia. Elvio! Bravo Elvio! Guarda come dai istruzioni. Ecco, bene così. Mamma mia, quant'acqua in quel diverso. Una specie di colonna fai. Ma che bionda, fermate chi va? Guarda, sta buon, guarda, controlla e basta. Mamma mia. Guarda là, che rompe il muro perché l'acqua possa uscire dalla casa. Mamma mia, rompe il recinto perché l'acqua esca, Ma che roba, guarda che fatiche. Danni su danni. Qui siamo all'inizio di Versa, arrivando da Medea, Acqua, acqua, acqua. Sta letteralmente distruggendo la muraglia perché esca l'acqua di casa, Povera gente, mamma mia, ecco lì. Ecco lo sfogo finalmente. Mamma mia sta roba. Ha buttato il muro perché va di fuori l'aga, che cordente, non era solo dentro. Il portone non arrivava, E tu? Maneggio dei cavalli qua, grado marittima al maneggio dei cavalli. Verso il cimitero, Poveri anche i morti sott'acqua stavolta. Via che troviamo i soldi da ora. La vigna, c'è anche uva su ancora, mi sì che c'è l'uva su. Mamma mia che roba. Che sarà il maneggio? Ci siamo a posto? Là. Vedi, zona del maneggio, mamma mia. E qui siamo al cimitero, parcheggio del cimitero, che roba. Un mare d'acqua. Siamo all'altezza della chiesetta della Beata Vergine Lauretana, È un mare d'acqua. Mamma mia. Acqua e acqua. Mi trovo di fronte al cimitero, Stiamo uscendo dalla stradiciola che porta al cimitero per arrivare sulla statale, Arrivando da Medea, E qui dove arriva la maggior acqua, è vero? Massimo di afflusso. Acqua e acqua. Oh, qui che l'hanno dismontato, bene lì, Dove va tu dopo Elvio? Lì, torni dentro lì che ci commenta. Ah, buon. Anche il cane sembra si vuole essere messo in salvo, Oh, vai giù piano. Oh. Mamma mia. Ecco qui, darà il senso dell'altezza dell'acqua, è il monumento. Siamo qui dalla chiesa, Che velocità che prende qua,
Ma stanno evacuando proprio là i pompieri? Stanno evacuando gente? No. Vedo che sale gente. Così evacuato. Grave, quando si arriva a queste situazioni. E certo che stanno evacuando, guarda qua, povera gente. Mamma mia. Dai, diciamo dai, diti che facciamo un 4 prima. Oh, 4 là prima. Sai, monta sul paletto i sassi, dal solo cannone, Che velocità l'acqua. Guarda, nonostante tutto c'è anche il bicchiere di vino, Mamma mia. Corre. Tocca il segnale stradale, qua. Civile in azione! Gli umeri di là, dai! Suo papà era guardiano delle acque! Che è suo papà? Sì! Sì, ma è tutto salvo, non lo sai? Mamma mia. Direi la usi, ha menato i cazzoli la macchina! Ma non corre più con tanta violenza, però. Elvio. No, il livello è sempre pieno. Sì, dai, non corre almeno con tanta violenza più. Qui il negozio. Mamma mia. Questa mi dice il Samalon da ora. Samalon che fa giù. Oh, butta il Samalon che è troppo. Mamma mia. Sto povero signore qui seduto sulla finestra che svuota i stivaloni. Dio mio. La porta di casa, livello continuo. Panetteria, sì. Mamma mia, guarda che roba, Guarda che velocità che attraversa il cancello, Guarda, apre e chiude, che disperazione. Si è aperto tutto ormai, Veloci! No tu, veloci loro! Fatti da un po', dai! Non ti ciappi. Dai! Mamma mia. Senti perché su, tu stai spingendo, tu stai dritta, prova, senti. Oh, tu stai correndo per quarta. Non vedi picciati di tutto. Mamma mia, ma è dappertutto qua, Vero che va tutto. Ieri ti metti un po' di sax. Aspetta che fatti lì c'è un momento. Oh, resta un doi, dai. Pompano fuori l'acqua dall'osteria, Sì, addio voi. No. Aspetta, sì. Aspetta che ti parti fino lì che dopo io poi retromarcia. È un torrente qua,
Eccoci qua, grazie Elvio, sono arrivato fino in fondo qua del paese diverso, guarda qui. Andiamo avanti a plantare. Sì, andiamo avanti adagio Elvio. Hai fatto miracoli oggi per questa gente. Ecco, preso. A nuoto si va a casa, a nuoto. Mamma mia che roba. Passa di là, così. Passa così. Almeno via che haga lì. Sì, ecco, quarta lì è una corrente tremenda. Almeno di uno meno. Che roba. Oh, Mamma mia, io faccio se roba. Io lo con la patata di bidon. via la frutta, Mamma mia. Ciao Viera. Elvio. Che mezzo anfibio, sì, perché è una specie di anfibio. Sì, beh. Grazie Oh. Vedi che domandino che da agradezco, che si muove che... Oh, crossona soli, oh! Grazie, non so se si chiama. Grazie, quindi su Guarda qua. di andare di una volta. Ecco qui, versa col suo campanile. Andiamo Elvio, andiamo. Versa in gravi condizioni. Sì. Guarda qui, il libro qui. Ah, ma cala, è un po'... Si fa cacala non è stato. Ciao Ben! Ieri a vedere casa tua là! Silenzio, Qui abbiamo i mezzi della protezione civile, Ecco qui. Venga se uno e Oh mamma mia. Mamma mia. Lasciamo verso purtroppo sott'acqua, andiamo a vedere adesso la fratta in quel di Medea. È calato il livello. L'elicottero della protezione gira su Medea, Medea, Ciao ragazzo. Anche Medea è invasa dall'acqua. Aninga frata. Assim venhamos de Biarsa, como a mentira de for mesmo, a Biarsa sacos, assim como a spalar sacos. Venga, sì? Metto col coso qui in basso. Sì, mamma mia, acqua dappertutto qui, anche quelli Medea, Anche qui, anche da Biarsa. che da Blavaca, anche qua è prendiaga. Mamma mia. Oh, Cesare, Oh, sta di no. Sembra peggio diversa qui, A me pare che avevamo una cava qui sulla strada. Io non sai, No, ma su, senti tu che va su, vedo che cava lì. Mamma mia, in quel di Medea cosa c'è qua? Guarda che corsa da lui. È pieno dappertutto, anche qua come versa, oh! Ma è pieno dappertutto qua, Isa, più bassa la strada là. Più bassa di qua. Purtroppo il livello dell'acqua è tanto alto che nemmeno Elvio col camion se la sente di andare... No, guai, scherziamo, non si può andare in quel di Medea, Povera gente. Mi dice se passa che là, se passa che là con la jeep, potete passarci avanti. In mezzo a un figlio dei cose... Ah no, sono fermi là. Mamma mia, che roba anche Medea. Mamma mia, qui l'acqua che hanno, povera gente. Mamma mia, che mare d'acqua.
Un mare d'acqua. Cosa stradale adesso dentro sicuro? È sera ormai, come si vede, eh? Il verso è decisamente calato, però a Medea, come ho fatto la ripresa poco fa con Elvio col camion, non siamo riusciti a entrare in paese. Ed è evidente, perché da una parte è uscito agli Udrio, da qui tracima ancora la versa e ecco qui l'acqua fin dove si trova qui sul ponte. Qui è un mare d'acqua fino a Medea, eh? È una situazione veramente triste. Mamma mia, vedere la gente là, le finestre, le porte, quei secchi, era drammatica la cosa. È arrivata anche Medea, purtroppo. Ricomincia a piovere ma lentamente, ormai è sera e l'acqua per fortuna passa sotto il ponte a fratta. Speriamo che la notte diminuisca ancora, eh? Graziano, ammontava a Parsora dall'ultimo Selin, eh? Sì, lo so, ho filmato prima, bon. Allora, visto che ormai è sera, buonasera a tutti e speriamo che veramente continui così a diminuire. Che diminuisca, come no, guarda che bello. Eccolo qua. È notte ormai, ma dove avevo segnalato stamattina la perdita di acqua sotto, basso, proprio all'altezza della scarpata, e adesso qui stanno rimediando, dove il bulldozer, arrivano i camion con la terra, hanno già, ecco là, disposto dei rulli di materiale idoneo perché non lasci passare, infiltrare l'acqua, ecco là. E adesso su camion di terra, siamo proprio là dietro la boschetta di Nos. Stamattina in questo punto tracimava da sopra l'argine, ma era sotto una bella perdita e probabilmente con l'andare del tempo è aumentata e hanno dovuto ricorrere ai ripari. Sta arrivando un mezzo, un camion carico di terra. Ecco che scaricano il bilico di terra. Ha avvertito la strada e va là. È una guerra contro l'acqua. Mamma mia. Bilico pieno di terra e là spostano questa. Mamma mia, che movimento di terra.
Sono ormai le 10, qui i militari preparano ancora sacchi, ma sembra che il pericolo verso ormai si sia scongiurato. È scesa oltre 1,5 metri, 1,5 metri. Ecco la campanile, la vetta del campanile di Santo Stefano nella semi-oscurità. Sono molto spiacente per la povera gente diversa e di Medea che sono sott'acqua. Mi dispiace molto, molto, molto. Il Ralba, il Versa è decisamente, l'acqua nel Versa è decisamente diminuita, ma non ci sono più problemi, purtroppo rimangono in quel di Medea. Proprio adesso il maresciallo di Romano mi ha detto che Verso ormai è libera, non ha più l'acqua in paese, ma da come si vede qui Medea di sicuro avrà ancora l'acqua per le case, purtroppo da ieri sì, è diminuita, ma non da ieri sera, ma non molto, mamma mia, un mare d'acqua. Vediamo se possiamo raggiungere Medea in qualche modo. Come si vede appena sopra la scarpata, ieri pensare che l'acqua era fino sopra là, all'ultimo gradino, mamma mia. Berto, buongiorno. Salute Cesare. Scampato pericolo per Fratta, Hai detto io residenti di Fratta, tornate alle vostre case. Ma Versa e Medea purtroppo, certo che qui osservando dal ponte, il letto del torrente sembra un bosco, Aggiungo dopo Cesare. Ed eccomi a Medea. Qui siamo vicino ai Vivai Budin, È un mare d'acqua, anche la strada qui proprio. È un mare d'acqua, mamma mia. Siamo qui in quel di Medea, È ancora l'acqua. Praticamente è stata presa quasi tutto il paese ieri, ma evidente è diminuita e qui è ancora il punto cruciale, quei pezzi di legno che galleggiano. Mamma mia, che roba. Ecco la strada che porta a Cormos. Mamma mia, qui è un mare d'acqua ancora, Mamma mia. A tu laga in casa, Franco? Bon, a tu laga in casa? Mamma mia. Lanciano un inno? Lanciano un inno, Giovanni? Porca la miseria, Lady Vaica, Benedes. E a Viarsa? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Anche qui. Vedo.
Isabella, buongiorno. Benedetta, avevo voluto che c'è qualcosa in casa? Mamma mia, ma si può di arrivare come a Plancut? Sì, a Plancut, perché c'è effluenze, allora Bon. Andiamo fino a lì che vediamo o a tu da fare? Subito, per il momento c'è Bon, ti spieti l'aio, sato? Sì. Ora vanno via dalle macchine. Mamma mia, che disastro, Benedetta. Ma io avuto altre volte slaga così, o mai? Mai avuta, eh? E stavolta è arrivata. La casa arrivava, no? Massimo tocca? Sì, ma no così alta, dai. Purtroppo. Hai la televisione però? No, poi io... No. No, devi fare la parte. Hanno il caso proprio perché i momenti sca, Ecco, un altro punto cruciale in quell'Imedea, Sta piovendo in questo momento. Sta piovendo. Mamma mia. Oh! Allora Lino, tu eri in questa, Sì, che eri lavorare. Come no? Pensare che è arrivata dopo di mezzì? Laga? Alla 1? All'una? Si va bene, sì, segno, allora che lei. Porca miseria, era un buon livello, non c'è casi? Mamma mia. Dio mio. Porca la miseria. L'acqua era anche qui ieri in quelli. Adesso per fortuna si è ritirata, è rimasta solo quella sacca laggiù in fondo, I sacchi di protezione dappertutto. Ciao Rosita, a tu laga? A tu laga? Mamma mia. E lì ci passo comodo. No, si arriva allora fino là. E la fai che quella bitte le sanno. Adesso un altro la pace, la di certo non c'è l'acqua, Ecco qui, mi trovo meglio di fronte eccola, il signore mi dice che l'acqua arriva... ma si vede proprio il segno, Mamma mia, è dentro in casa, purtroppo? Sotto il ginocchio. Dio mio. Mamma mia. No, anche qui la casa di Susanne, allagata, Mamma mia, che disastri. Qui a Fratta non si arriva ancora, nonostante siano le 10. Ecco dappertutto, faccio il giro completo. Mamma mia,
L'olivo qui. Mi dispiace per i signori lì. Non mi dispiace per tutti, Poi chi si conosce ancora fa più effetto a sapere che hanno l'acqua in casa. Mamma mia, mamma mia. Che comincia a piovere, ma da poco, dà fastidio, la figlia di Antonietta anche là. Vediamo l'Italia intanto. Anche là della figlia dell'Antonietta c'è l'acqua. E cosa va a trovare? Boh, molto può sa cave. Se ti ricorda in mente di una canzone che oggi avevamo igienica, ora non sai che cavola Continua i grandi lavori di consolidamento dell'Argine, per via vai di autotreni che portano materiali che fa spavento. Ruspe al lavoro. Siamo sempre nell'Endrona, subito dietro casa mia, quella falla che ieri sembrava piccola invece in realtà poteva essere un pericolo, e allora adesso ricorrono ai ripari. Già ieri sera hanno lavorato fino tardi e oggi forse ieri sera hanno fatto una cosa così, adesso è proprio un lavorone immenso. Ha piovuto molto stamattina, circa 50 mm, io dico nel mio orto perché io lì ho il pluviometro, e che fronte d'Argine, stanno ritoccando. E la versa intanto comincia a ingrossarsi nuovamente, sono le 16, si trova circa la metà dell'Argine. Vedere come fa. Intanto come si vede, io ho detto circa metà Argine, ma siamo quasi al limite ormai nuovamente, Mamma mia, le premesse non sono per niente buone. Intanto di là, oltre l'Argine, si vede il colle di Medea, il campanile e purtroppo l'acqua che ancora ristagna e che probabilmente, come stamattina ho filmato, sarà ancora in paese. Manovre di automezzi, da su lontano si staglia il campanile di Romano.
subito la ruspa, Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Quanta acqua. Pompieri, e intanto l'acqua batte nuovamente sotto il ponte, Sotto la miseria. No. E che gnova, Grazianuto? Conduci i carabinieri e polizia e finanza non arrivano a arrestare l'acqua. Non si fa? Niente, non arrestano l'acqua? Vedo. Certo di più sta? Quanti gradini sono fuori? 4 mesi, abbiamo tempo ancora allora. Sì. Io non si allena ancora Tratta sotto shock, mobilitazione generale. Ecco, per quanto sembra il Versa ha raggiunto il massimo livello per oggi. 1, 2, arriva quasi al terzo gradino. Ormai già quasi mezz'ora che è stabile lì, è quasi sera. Speriamo che ormai cali. Certo, è ancora impressionante, E l'acqua Medea purtroppo c'è ancora. Eccola, il campanile di Medea. È un pensiero per quella povera gente che ha avuto e che purtroppo in Medea ha ancora l'acqua in casa, perché finché non diminuisce qui non c'è niente da fare. Il tempo sembra voglia schiarirsi e quindi speriamo in bene. E con questo sprazzo d'azzurro speriamo che veramente arrivi il bel tempo. Certo, fa ancora impressione, ma è stabile da più di mezz'ora e sembra che tenda a diminuire, quindi dovrebbe essere passata la paura. Alziamo lo sguardo al cielo, i nuvoloni corrono ma c'è un raggio di sole. Eccoci qui, nuovamente al solito posto, sul ponte del torrente Versa in cui di tratta l'acqua è decisamente scavata, qui è rientrata nella scala. E Savuzzi, mangia robi brutis, tutta viassa sottaga, e Migea, a io sono andata a Migea, perché l'altra sera io ero con il camion, con l'eliotoso, e non vengo arrivato là dentro per Borgnano, è tanta che era la alta, Io a Migea non sono stato. Buongiorno, signor, buongiorno. Buongiorno, buondì. E come qua vedo di essere là a Migea, perché la strada è quasi netta, no? Però in fondo diciamo mi dice.
Un taxi. Allora, quindi se diciamo ancia mi dice qualche caso diciamo su taga purtroppo. Sicuro starà su taga? Tanto il tempo promette abbastanza bene, no? Quanto sembra? Sì. Sono dei raggi di sole, quindi speriamo in bene. Andiamo a vedere in quelli Medea un momentino. Ecco i gabbiani, padroni loro dell'acqua, è notevolmente diminuita anche qui. Purtroppo c'è ancora. La strada verso Medea, è quasi libera. Certo che ai lati della strada, nel basso della campagna, è un mare di acqua. E ieri qui non si passava. Ecco la torressa di Frata illuminata dal sole finalmente. Si vede bene il campanile di Medea tra il pioppetto qui, vicino a Medea, e qui è il punto più basso di tutta la strada che collega Medea a Frata. Infatti mentre prima abbiamo passato solo marginalmente una lingua d'acqua, qui ancora sono circa 10-15 cm sulla strada. E quindi è evidente il punto più basso della strada. Ecco qui. Ecco qui ancora l'acqua, pieno proprio. Si vede la riga sommersa. Siamo proprio vicini a Medea, Medea. Mi abbaiano i cagnolini, bestiola. Ecco qui, la prima casa di Medea. Ecco l'acqua, ancora l'acqua. Ancora l'acqua. C'è una macchina che avanza tra marciapiede, forse qualche abitante. Medea. Comune d'Europa, Medea, Castelpulier e Medea Vertoiba, le città gemellate. Elvio, buongiorno, sei venuto a controllare ancora? Bravo! Un po' fuori l'acqua, Mamma mia, mamma mia. Ecco qui in una famiglia il giorno dopo si ristirano i sacchi. Mamma mia, l'acqua fin dove era? Eccolo il segno. Sì, ma è evidente, il segno lo si vede molto bene. È evidente, sì signora, mamma mia. E poi ho ripreso anche ieri qui io, quando era tutto pieno d'acqua ancora, dall'esterno. Sì, sì, che ci sono. Adesso arrivo signora. Mamma mia che macello. Ecco qui la resistenza della cucina, fango sotto, fango. E c'era l'acqua? Sì, sì, come vedi? Mamma mia. Meno male qui al piano superiore, ma ecco qui è evidente il segno, dell'acqua. Evidente sì. Mamma mia che roba. Mamma mia, povera gente.
Ecco il segno dell'acqua fin dove era arrivato, eh? Sì, qua adesso sono salvati. Che disastro, che disastro. Che disastro. Questa è la cucina, eh? Mamma mia, mamma mia. Tutto messo sotto sopra. Pur di salvare qualcosa dall'acqua, eh? Mamma mia, mamma mia. Non è rimasto ancora l'acqua. Questo te la piego, o te la pieghi, Susanna? Bisogna avere tanta pazienza qui purtroppo. Certo, non si può fare niente, è povera gente. Purtroppo? Qui siamo il bruciatore, eh? Ecco qui, sì. Qui è un po' buio. Io t'acquarto. Sì, ma si vede, ecco qui. Quindi anche il bruciatore è andato in tilt. Senza telefono, eh? Senza telefono, senza niente. Mamma mia. Senza telefono, senza luce, come tanto. Sì, certo. Si vede bene qui il segno, eh? Fin dove... Mamma mia. Qui un po' più alto, ma lo stesso purtroppo è arrivata e ha danneggiato la lavatrice lì, eh? Mamma mia. Signora, sempre coraggio, mi raccomando. Ci vuole, È un grave danno ma non è la morte. E finché non c'è la morte si recupera la signora. Io sono Cesare, il frate di Mario. Come sei di te? Oddio! Avete il frate di Cesare? È il frate di... E sono il frate di Mario. E io non sai che è signora? Vedi attaccare allora, Può darsi. la corrente fa dietro, noi correnti. Siamo tra i punti più bassi di Medea, qui proprio al ristorante, al vecchio mulino. Sono presso una famiglia che ho conosciuto durante il viaggio che ho fatto a Castel Pugliese. Signora, come dice tutto, buongiorno, intanto mi dispiace tanto, ma intanto è veramente... Allora io un attimo arrivo di là, signora. Un attimo, Prego, scusate. Dal Posetto da strada e subito dopo è venuto su che da Asca di Buru. Va bene, 60 centimetri, signora, questo ecco, sì, si vede bene. Dio mio, questa roba. Fatta via poi gli ultimi documenti, stati, sperri, e la coppola mi nadava così per mi fai via di là da cucina che nel forno siamo culata dentro. Prego. Mamma mia, ecco qua, e poi si vede là che ha preso ora dal coso, e non arriva, vedi che è arrivato tanto veloce che non arriva ora, non ci mette su la macchina di così. Ecco, mi apre il frigo la signora. Mamma mia, che come c'è qua. Ecco, lì le foto là. Sì. Taglie ancia, un'altra quarta. Niente, è stato un disastro. E poi il forno, guarda lì che roba. Il forno, le ora il grill, là che il vano, sai se funzionerà. Sì. Ecco, mo signora, il mio non tocca la lancia, per prendere pantano. La tavola è dovuta frontale, perché quarta lì, perché veniva fuori è disastro. Qua, allora era tutto alzato. Ma galleggiava? E là, lo ha alzato, lo ha...
lo portava via, perché no, Ecco qui, nella cantina. che il vino al buliva a Bagnomaria chi sta, perché l'era talaga lì da Gianni e il vino al buliva allo stesso. C'è ancora acqua, stanno tirando fuori. Ti dico là, dove posso fare? Mamma mia, acqua da tutte le parti. Mi hai colpita. Arrivi tu. Non hanno parteso. Su, che fa? Niente, lavatrice, tutto sott'acqua. Tutto sott'acqua, la lavatrice era schiarata e con la pressione dell'acqua si avviava. E dentro era la roba esattamente via lavata. Mamma mia. Sì, signore, di crodi, per l'amor di Dio. La roba tutta sporca, tutta pantanosa, come che acqua, male. E siamo arrivati qui del salone? Signore, durante il che ci può più basso sia, fino a lì laga, signora. Mamma mia. E certo, qui che potevi, però la roba era stata laga, anche la rinfartata via. Penso che arriva talmente improvviso. Ecco come cazzo, ormai. Sì, si distacca tutto, E scorrova di che sta, era laga fino a casa. Sì, signore, due poltrone. Bene, mi displastanzi ora. E non hai disifrata che stavolta l'avevi sciappata bene, avevi tanta paurona e invece... No, non sta andando bene. Attaccatevi pure, qui per miseria non sto salvato. Buongiorno, signor Ruth. L'induce vonda, mi pare. Anduce Sancoli. C'è che la pizzeria che si paga a Cavelli, Qui un altro punto basso di Medea, butta fuori acqua ancora oggi, si curano le ferite. È triste vedere queste cose, è triste. E quanta acqua c'è ancora qua? Ecco qui, ancora acqua e intanto qui ho incontrato il buon Renato. Ciao. Ciao Mandi, allora Cosa vuoi? Renato, Gli è dato così stavolta. Terzo giorno di acqua. Terzo giorno di acqua Renato, mi dispiace tanto. Una ventina di cantine sotto comunque adesso. Sì, vedo che siete... Sono i volontari di Medea, poi sono venuti i pompieri. E tutti si danno da fare. La disposizione civile di Sagrada in arrivo, quelli di Gorizia anche. Quindi siete... Penso che per oggi riusciamo a pompare fuori tutto. mi fa solo piacere sentire queste cose dopo tanta... E speriamo che il tempo tenga. Che tempo bene. E che non succeda più, Renato? No, perché non succeda, devono intervenire sui fiumi. Lo so. Bene. Buon lavoro. Mandi. E tanti auguri e che non succeda più davvero, Ecco il volo dell'elicottero. Si viene a controllare. Viene sotto controllo, ma ormai la situazione è veramente calma, si dirige verso Medea e intanto qui c'è un mare ancora d'acqua e i gabbiani sono ritornati come sempre, portano una notte di allegria e di vita. Cau, il loro ambiente naturale è questo. Ditaka. Basta irito cu arbui. Se pina in seria prima. Hej, Remo, pina in seria. Ciao, oi, ai ping morti in ping sta cimiteri.
Oh, noble stemata al cimitero. Che cavolo che stalla? Ma non vuole cagato, no? Vai lo prima. Mica così, sto finendo l'altro, no? Vai. Ciao Olivia, augurs. Quieta che ci appicca. Oh! Ciao! Traplantilo, traplantilo! Oh, Martin Pins, vedilo. Martin Pins, eh? Oh, bella vola, eh? Perfetto. Cazzo, dal cimitero Martin Pins. Danilo. Oh, vi ho di bagnalo che non ciappa se no, eh? Arrivati Ostia, che cazzo fa una biera presenza proprio. No. Io se forza che la lui senza strisciare. Senza strisciare. Hai detto, va tenuto intero prima. Devi da passare qua. Oh, Tista! Vai là, Carlo! Slunga, slunga! Cala, cala! quarta, parti là, che poi capite il stop. No, la quarta, parti là. Capite molto, vedi là, no? Ecco, ecco, senti? Tanti, là. T'attent che sbrissa, via!
Comandante? No, viene mica di due. Comandante? A giovare? Prima data? No. Cosa?
cavo! Passi! No! Contrari! Oh, ne venga sta! Confianza, non mi tratta, Al lavoro incontrare! Guidarò! Ok, non ti che ci tiri il cavo! Io quello che vedi, non è di tomba dopo che stai a. E non quelli che lavorano là. Tira su tu, in su. Ma io come ho comprato. Ecco. Non tu arrivi pure di più. Come che stai a quel lavoro caio, no? Però il vadilato di là, e non è di tomba. No, non la puoi la più. Attendi là, Attendi là tu, Alza, ormai tira via la sea tu, tira via subito. Sì. Mo lasciamo. Tira fuori. Oh, alza ormai, alza. Ehi! Se alzi, se strenzi! Mola! Io che non sbrisci pur che non ti copri, io che non sbrisci pur. No. Butta via come. Non conventa. Va via di lì. Prova. Alza su, prova. Alza su, va via di lì, va via. Dai, alza tu.
la guarda, non dovrei arrivare via più di mezzo metro? Alza ormai. Eccola, guarda, fate il suo lavoro. Buono, ha già fatto il suo lavoro ormai. Elio, dici che ti filmi a te, Patras, eh? No. Oh. Oh, che vuoi fatti là? Oh, bravi muli, dai. Che sistema da lì? Si è butta una gnova. Scusa, si impara sempre ai. Sì. Vediamo qui, tanto che guarda lì. E che cavolino il mola, dai, scherzi. Ma scherzai? Dai, non si sa, però ogni ora sta via, ven via. No, non molli, perché i quintai che là non mola, dai, scherzi. Tiro 100 quintai un cavo di lì, no voto. O sì. Boh. Perciò, i muorsi in pinsta cimiteri si preso. Vecchia, che ti dica il no, vecchia che ci pigliano il no, che c'è per noi. Oh, ecco, che arriva, c'è faccia il no, lui non covetta. Ah, lo covetta, qui è anonimo. Veneziano. Così che la camuflat non la lasma. Va via di là! Augusta? No, allora, metti su le sale Oh! Ehi! Oh! Che lo sbrissi.
Dai, più serietà sul lavoro, dai. Nocio! Oh! Sergio! Passi in ping sto cimitero, tu vedi? Modolet! Modolet! Tu bagnati ci preso del paese, tu lo sai se c'ha. Ugo, un altro anno di sopportami! Cioè, non mi ha mica detto che sono che tengo i ping senza romanzi nei salvati, lui. Sì, non puoi ricordare giorni. Partenini via. E io poi che dico che vanno dentro, che cai di ridi io, che vanno al cimitero. Io non usavo i furri, io con i ping. Salsa, salsa! Salsa! Dio mio! Tu stai bene col cipresso in fondo. Zio! Buon anno! Ending. Passava tu platati, Ugo. No, oh, non sciappavi Whiteris, non sciappavi, acciappavi per sfondo cormons. Ehi, Remo, acciappavi per sfondo cormons. Ah, no, è di Tagliaco. Aspetta, eh? Bello di te, eh? Il Goran, no? Non si può. Ah, oh. Massa capo sta che dita qua.